diretta purtroppo ci sono scappati il mister, ha fatto un po' la pazza, la linea che ci permette di trasmettere live. Avevamo qui i nostri ospiti Luca Sanson, tecnico dell'Atletico Conegliano, l'anno scorso KO nella finalissima con l'Antellore, e Andrea Scarpa. Cosa ci ha raccontato Andrea Scarpa, attuale primatista in C1 Udino? Sì, il mister appunto del Marco Polo ci ha detto che come altri allenatori questa competizione alla Belboté regala sempre emozioni ma altrettante difficoltà, in quanto tutte le squadre arrivano attrezzate e è una competizione a gara secca appunto, quindi niente è mai scritto, e vorrà sicuramente portare la terza squadra, la provincia di Venezia, alle semifinali dopo il Mestre Felice e il Yes Work Valley. Sarebbero delle semifinali totalmente veneziane e quindi Yes Work Valley e Mestre che giocheranno poi in C2. Qua in semifinale c'è già lo Jesolo che è veneziano contro il Cosmos 9. Anche però l'Atletico Conegliano avrà voglia di provarci. Lo scorso anno appunto, lo ripeto, ha perso la finale contro l'Antello Sport Padova, l'Antello che aveva battuto in semifinale anche il Marco Polo ai rigori. Sarà sicuramente una grande partita. Alle 21:30 puntuali saremo in cabina di commento per raccontarvi questo ultimo quarto di finale che andrà a chiudere la seconda giornata della Belboté di Arena. C'è già lo speaker che parla. Andiamo su, a dopo, ciao! ciao!
Eccoci nuovamente live dalla Belmotè Arena, tra pochi minuti in campo Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano. Dopo il 4-4 alla gara di andata si sfideranno in questo ultimo quarto di finale. Si va a concludere finalmente anche questa seconda giornata. Stefano Testoni con Udino Baggio qui a raccontarvi queste prime emozioni e già proiettati a domani, ma prima c'è una sfida che vede l'attuale primatista, il Marco Polo, contro un Conegliano che cercherà lo sgambetto. Sì, appunto di fronte a noi questa sera per l'ultima partita il Futsal Marco Polo, miglior attacco del campionato contro l'Atletico Conegliano. C'è da dire seconda miglior difesa dopo Miti Vicinalis e Marca, le ultime due squadre scese in campo in cui si è opposta la Miti Vicinalis e quindi la vincente di questa partita appunto andrà domani alle semifinali. Si accendono le luci anche della Belbotè Arena, ospite per l'ultima partita di questo lungo sabato pomeriggio, e anche le musiche annunciano piano piano l'ingresso in campo dei calciatori. Li stiamo vedendo proprio qui sulle nostre telecamere live della Futsal Veneto TV. Ringraziamo anche Roploz, partner tecnico, per la collaborazione, e siamo pronti. Andremo anche poi a scoprire inquadrato con il capitano Igor Fasanella, maglia gialla con righe orizzontali blu per la formazione di Luca Sanson, lo scorso anno finalista e sconfitta dall'Antenore Sparte Padova. Dei qui presenti mister Andrea Bozzato e il preparatore di portieri Alessandro Mastroeni, che lunedì saranno protagonisti nella sfida di Supercoppa contro il Verona. Futsal Marco Polo che con il primo posto conquistato nella prima giornata di ritorno vuole confermarsi anche qui alla Belmotè Arena. Ricordiamo che chi vince questa sfida domani troverà alle 19 la Miti Vicinalis, alle 21:30 a chiudere la giornata di semifinali. Di domenica 5 gennaio ci saranno invece Cosmos 9 contro il Futsal Jesolo. Mi ero già dimenticato, grazie a Dio che mi sei venuto in soccorso. Stavo pensando tra me e me stesso qual era la quarta partita che stiamo dando poi numeri anche noi. Ormai sì, dopo un paio d'ore, un paio abbondante di ore, dobbiamo permetterci anche appunto qualche svista. Non vogliono entrare in campo le due squadre. Sugli arbitri pronti sono Aldo Menicati del settore di Treviso, Nicolò Stocco sempre di Treviso, al crono Francesco La Bombarda delle sezioni di est. Intanto Dell'Omo che va ad abbracciare, anzi è Martone che va ad abbracciare tutti i suoi ragazzi. Pronto ad entrare il capitano Igor Fasanella per l'Atletico Conegliano, della parte opposta Mattia Callegari. Pronto ad entrare le squadre, poi prima il convenire di rito, il minuto per ricordare Aldo Grozzi, bandiera del Torino, 5 presenze nazionali. Si iniziano ad accendere anche le luci al centro del campo, in quel di Tombolo alla Belbotè Arena. Anche per quest'ultima partita gli spalti sono gremiti e quindi c'è tanta gente, ci sono anche tanti ragazzini griffati futsal Marco Polo. Intanto ecco che tornano le squadre con l'inno del futsal ad accogliere i 22 che si contenderanno l'ultimo posto in semifinale. Il capitano va a disporre i propri compagni in cerchio, Callegari. Gli arbitri, e tra poco ci alzeremo in piedi per onorare la memoria di Adorno.
L'applauso dopo il minuto di silenzio per ricordare Aldo Grobbi, le squadre che ora si schierano al centro del campo con la telecamera di Futsal Veneto TV. Andiamo a vedere i primi piani dei giocatori del Conegliano qui inquadrati. Ancora ci sono dei sorrisi, poi sicuramente voleranno via quando il direttore di gara, il signor Melicati di Treviso, darà il via alle ostilità. Callegari di Fasanelli intanto hanno scelto chi andrà a battere il primo calcio d'avvio. Gli applausi, strette in mano il 5, ed ora in attesa dei quintini di partenza con il Futsal Marco Polo, secondo il termine di girone di andata, ma oggi primo con 37 punti, all'attivo 11 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta. Ruolino di marcia davvero importante per la formazione di Andrea Scarpa, che sogna in grande. Abbiamo visto intanto che Baratella, grande protagonista lo scorso anno nelle serie di rigori dei quarti di finale. Ultimo precedente tra le due squadre, prima di andare a vedere le grafiche dei giocatori che scenderanno in campo, si è concluso un risultato di 4-4, un pareggio, e quindi dimostra anche l'equilibrio. Vedremo oggi se la classifica in campionato parlerà a favore del Futsal Marco Polo, e attendiamo anche l'urlo arriva da parte del Futsal Marco Polo. Appunto ci sono intanto anche in versione vado a Cortina a sciare, è passato il buon Marini, un bel giubbotto da ski alp. Questo inquadrato invece è il Futsal Conegliano, è l'Atletico Conegliano, finalista, ricordiamo, lo scorso anno, uscito per mano dell'Antenore Sport Padova, che nei quarti di finale invece dopo i calci di rigore eliminò proprio il Futsal Marco Polo. Quindi due squadre con il dente avvelenato, con i pattadini, che oggi giocano in Serie B nel quarto campionato nazionale, dopo l'entrata in vigore anche della 2 Elite. C'è Scantaburlo con Urio De Battista dell'Omo nel quartetto di movimento del Futsal Marco Polo, maglia nera con un leone fucsia come i colori dei numeri. Pronti per il fischio d'avvio, si parte con il Conegliano che muove il primo pallone. Un Conegliano che schiera nel quartetto di partenza Bastos con la maglia numero 14, Mazzocco Gheno. Mi sembra di vedere anche lui, Almir Imamovic, il bomber con 22 gol, il secondo miglior marcatore della C1. Al primo posto c'è Zuccon con 24 gol. Zuccon che domani, grazie ai suoi compagni, potrà giocare la semifinale con il Cosmos, fermando intanto senza fallo Imamovic. Fa uscire il pallone Fabrizio Urio, che di gol ne ha segnati 12 per permettere ad Almir Imamovic di rialzarsi. Voleva un fallo. sì, il migliore dei suoi, Fabrizio Urio, 12 gol appunto. Dietro c'è De Battista, Callegari, Scantamburlo, comunque tanti giocatori a segno per la squadra allenata da Andrea Scarpa. 73 gol fatti, attenzione al movimento palla per Urio da parte di Capitan Callegari, che chiede scusa al compagno di squadra. Potrà ripartire allora la formazione del Conegliano, che tra i pali mi sembra di vedere il numero 30 Zanatta. Vediamo se ci darà il favore di numero il giocatore che in mano, esatto, è proprio di Zanatta, Lorenzo Zanatta, numero 30 della formazione di Sanson. Adesso porta ancora il pallone Atletico Conegliano con Cardellicchio, che però palla che esce. il pallone esce. Cardellicchio, se non ricordo male, lo scorso anno giocatore all'Antena. Dopo chiederemo info dettagliate a mister Rozzato, il tecnico che dell'Antenore ha portato il successo di Coppa lo scorso anno e alla promozione dopo i playoff in Serie B. Quindi chiede movimento al capitano di squadra De Battista,
la palla arriva tra i piedi di Callegari, si fa vedere Scantamburlo che non riceve però il pallone. Callegari, Urio torna ancora dietro dal suo capitano, 2 minuti se ne stanno per andare, sempre 0-0, ultimo quarto di finale, palla in mezzo, non c'è il fallo su De Battista, possibilità di ripartire, però si dispone subito bene la difesa del Marco Polo che rischia di portare via il pallone al numero 14 Mazzato Bene. Intanto c'è il primo fallo. E dopo il fallo, appunto il numero 17 del Conegliano, Imamovic, va a chiedere una spiegazione al capitano del Marco Polo, Callegari. Lo sta ancora guardando, lo vedete adesso. Imamovic è sul punto di battuta per questa punizione, arriva il fischio del direttore di gara, il tiro diretto che si perde di poco a lato, bordato dalla distanza. Intanto entra il 45 Matteo Baratella per dare possibilità a un altro over di entrare in gara. Baratella occupa lo spazio Under in questo momento, tanto va via bene Vecchiuzzo, aspettavo il fischio falloso, attenzione ad Urio per il Bebi E qui Scantamburlo sceglie di non concludere subito, fare un'altra suolata verso la porta e quindi la conseguenza è il calcio d'angolo per il Marco Polo, e qui mette un pallone lungo per Urio, tiene in campo il numero 6 Vecchiuzzo che si prende un fallo laterale, lascia l'incombenza della battuta il capitano Callegari. Sentiamo anche Urio, il tiro e gol! Fabrizio Urio da distanza siderale trova lo spazio giusto che non dà scampo alla giovane Zanatta. Marco Polo dopo 2 minuti e 32 avanti 1-0. un grandissimo gol questo di Fabrizio Urio, il gol numero 13 di questa stagione, ha scaraventato un missile terra-aria alla destra del portiere dell'Atletico Conegliano Zanatta, e quindi si sblocca subito la partita e speriamo di assistere a una partita ricca di gol. Intanto Urio è andato in panca, al suo posto è entrato Bellomo che fa il suo debutto con la maglia numero 4 quest'oggi qui alla Belbete Arena. 4 Bellomo che qualche anno di esperienza ce l'ha, è entrato con la pettorina arancione, era ancora felice per il gol fatto. Intanto tanti giovani del futsal Marco Polo qui presenti oggi alla Belbete Arena a sostenere da vicino i propri beniamini che ricordiamo sono primi in classifica nel Cino del Veneto. Conegliano intanto che prova a ripartire. A girare palla, ma c'è la pressione, alla fine riesce ad andare via molto bene il numero 19 Cardellicchio e la palla torna per il Marco Polo. Squadre in pressing alto, abbiamo visto nell'ultima azione il Marco Polo, ma anche l'Atletico Conegliano sale e quindi c'è intensità. Ora sale con il 6 Vecchiuzzo per il Marco Polo, anzi è Vecchiuzzo che ora va a calciare, ma Zocco che non si frappone, il primo resta lì, arriva però tra le mani di Zanatta che può far ripartire i suoi. Imamovic, ex Villorba, tanti gol per lui nelle tante stagioni da bomber nel futsal, intanto afferrato con un fallo, è il secondo fallo per il Marco Polo. Intanto già venuta la punizione mentre entra in campo Fatmir Osmani, ex Vicinalis. Terzo fallo, l'arbitro intima, stop, basta, questa volta fallo fischiato ai danni di Andrea Zanin. Tra i 45 giocati già 3 falli commessi dal Marco Polo, situazione che rischia di diventare davvero pesante. Sì, è passato in vantaggio con un grande gol il Marco Polo, ma sotto l'aspetto dell'attenzione nel pressing, nel mettere la gamma non... Imamovic la rincorsa lunga, vediamo se va a calciare, sì, ma trova un attento Baratella, poi Bellomo di testa mette in corner. Imamovic quando può, lo rivediamo, calcia in porta. Lascia partire una gran botta, attenzione perché c'è stato anche un tiro che
il portiere del futsal Marco Polo riesce a rimettere fuori Azzalin e adesso si riprende con Zanin che conduce il pallone, non trova Mazzocco Grino fermato però dal recupero di Vecchiuzzo, ora chiede movimento Zanin, palla per Bellomo, Mazzocco Grino recupera il pallone, Imamovic lo alleggerisce per il capitano Fasanella, Mazzocco Grino si muove in attacco, Osmani Fatmir, c'è Battistella che guarda bene gli avversari, Fasanella si porta fuori il pallone, si interstradisce un po' troppo qui Fasanella, alla fine la rimessa laterale. No, scusate, non è Fasanella ma è il numero 5 Nicoli o Nicoli, inizio a non vederci, ho visto un 7 ma poi quando si è girato c'era il 5, sì, è Diego Nicoli, ancora lui prolunga, bello l'aggancio, Favro che aggancia in modo pregevole, corner, no, è rimessa dal fondo con Matteo Baratella, maglia 45, fa ripartire il gioco ma troppo precipitoso. attende l'arrivo di un compagno, Nicoli apre la parte opposta per Imamovic che spreca una grande occasione sulla falcata del numero 5 giallo-blu. segno di sdegno per Imamovic, amareggiato dall'ultima buona occasione che poteva dopo 5 minuti portare di nuovo la partita sulla parità, però è sempre vivo l'Atletico Conegliano. Ha rischiato qui Nicolas Bertiatto di commettere un fallo ingenuo, intanto rientra l'autore del gol che decide fin qui la partita, Urio, pronto a rientrare forse anche Gabriele Azzalin tra i pali del Marco Polo con il numero 21 Scantamburlo nel quartetto di movimento in questo momento, fuori Mamovic, intanto fa il suo debutto Brahim Mossin per il Conegliano, Anche Ringis, Bellomo, chiamalo Bellomo numero 4, Bellomo, che riceve proprio ora c'è palla. il pallone, va via il pallone, però sembrava fosse uscito, una scivolata pulita e poi Nicoli sportivamente aiuta a rialzare il giocatore avversario. Partita accesa in questi primi minuti. De Battista, giocare per Bellomo, che gli riporta il pallone, De Battista poi va dietro da Azzalin, rientrato in campo al posto di Baratella, qui cerca l'anticipo, non succede perché Mossin si riprende il pallone ma poi recupera Scantamburlo e mette in fallo laterale. Ottimo l'intervento qui di Scantamburlo a chiudere l'arrivo del giocatore numero 6 Moissin. Ancora Scantamburlo che vuole prendersi il pallone, lo recupera in un secondo momento il numero 10 del Marco Polo, ma la giocata, l'apertura per Nicoli che va sul fondo, in mezzo un pallone, l'errore sotto porta di Ibrahim Mossin, palla per Urio, autore del vantaggio dopo 2 minuti poco più, ne mancano 13:50, Callegari, De Battista, Scantamburlo, si muove Callegari, il pallone però va da De Battista, Urio, rischia Uro, Mossina non ci crede, su un pallone poteva essere recuperato, De Battista lascia lì per Callegari che allunga il pallone per Scantamburlo che torna dietro da Uro, costretto agli straordinari per tenere in campo il pallone. Buono l'attacco da parte della formazione di Venezia, che sta facendo girare molto velocemente il pallone e cercando di trovare il varco giusto che può arrivare con questa occasione. Scantamburlo che non riesce a prendersi l'angolo, può ripetere il Conegliano con Mossin, probabilmente il quinto fallo, Mossin il tiro, L'arbitro non c'è il cumulativo, l'arbitro era lì, non ha visto niente, ha continuato la corsa, infatti si lamenta. Adesso vedremo anche qual è il giocatore che si sta lamentando. si è alzato adesso il capitano Fasanella, ha mimato il gesto di una gomitata, Callegari però aveva subito
alzato le braccia a dire non ho fatto nulla, resterà il beneficio del dubbio. Intanto il laterale per la squadra del Conegliano con il tiro di Favaro che sbatte sulla barriera. Laterale per la formazione trevigiana. Bell'anticipo qui di testa, parte del numero 11 Urio, ma la palla torna tra le file del Conegliano. Urio recupera, predica calma a Favaro. Mossin vuole il pallone, Nicoli cerca di avanzare, ancora Favaro, lo prolunga avanti per Fatmir Osmani che cerca di penetrare nella difesa del Conegliano, poi Favaro si prende il pallone, Favaro va sul destro, calcia e trova la risposta di Gabriele Azzarini. Molto bravo Favaro, molto bravo nell'ultima occasione Favaro. Vediamo se la regia ci manderà anche il replay. Un doppio passo veloce, è andato a spostare la palla sul destro, eccolo qui, rientra, un doppio passo e poi conclude addosso al portiere del Marco Polo. Era rientrato appunto Azzalini, invece adesso c'è Baratella. Nuovamente in campo con il Marco Polo che supera la linea di metà campo. Callegari servito da Vecchiuzzo. Bella la giocata, Callegari per De Battista, ma la scivolata di Nicoli è tempestiva ad evitare il possibile raddoppio. C'è poi una deviazione secondo il direttore di gara. Proteste del Marco Polo. Ottimo il tentativo qui da parte di Urio, recupera subito il pallone per Callegari che viene fermato da Osmani Fatmir. Sì, in precedenza nell'ultimo tentativo di affondo il dialogo tra De Battista e il capitano Callegari, poi l'1-2 non si è concluso, ma restano sempre pericolosi. Urio intanto sulla corsia di sinistra, Urio lo scambio con De Battista, fermato però da Favaro, riparte l'azione in contropiede del Conegliano che però si ferma, anzitempo. Favaro intanto a cercare Fatmir Osmani, Baratella fa buona guardia, archiona il pallone e molto veloce il gioco per Vecchiuzzo che lascia lì dietro ad Urio. Da sottolineare la velocità con cui il Marco Polo è tornato tutto in difesa quando ha perso il pallone. Vecchiuzzo, Urio, ancora Vecchiuzzo, si lascia cadere Urio, 4 i falli che ha già commesso la formazione. Attenzione, Favaro sul fondo va a calciare ma trova la deviazione di Vecchiuzzo. 10:54, Marco Polo avanti 1-0. E qui dopo essersi allargato Favaro doveva cercare il compagno libero sul secondo palo, c'era Moissin, ha tentato un'azione fotocopia di quella precedente in cui era andato al tiro. Ora c'è il calcio d'angolo con Nicoli chiama lo schema, numero 5 giallo-blu, mette un pallone dietro per Osmani Fatmir, poi viene anticipato il momento del tiro Mossin, allora ripartirà Baratella, scomodo per Urio, è entrato intanto Diego Boigan con la maglia numero 7 per il futsal Marco Polo, dare centimetri al gioco di mister Scarpa. Proprio mi tocca il primo pallone, lo scambio con Urio che si gira, movimento per Vecchiuzzo che ha lo spazio per calciare, lo fa, tiro a fine di palo con deviazione, sarà corner Marco Polo. Sì, bella questa iniziativa da parte di Urio che aveva trovato spazio in mezzo, è andato al tiro e poi è arrivata la deviazione di Nicoli e quindi c'è il calcio d'angolo. Intanto mister Sansone ha già chiamato il time out, la prossima sarà time out, arriverà in questo momento dopo l'infrazione dei 4 secondi. Time out Conegliano, andiamo a ascoltare il tecnico giallo-blu. È la pressione sulla palla, sulle palle inattive, ok? Non si può lasciarci un mezzo metro, 1, 2. In fase di possesso abbiamo la possibilità, ci sono dei canali anche in diagonali, andiamo in profondità, riceviamo quella palla e poi quando abbiamo ricevuta però chi ha dato la palla diamo gli apporti perché mancano. Terzo, qua siamo in difficoltà di rimessa laterale, ne abbiamo una, 2 è quella. Dai, oriento, piso indietro, va, pivot di qua. E ragazzi, aspetta, altra cosa, chiama 2-2, non si mette l'impressione 2, il portiere dov'è? Chiami 2,
la prima pressione uscita è il 2. Stiamo giocando ma si ripartirà con rimessa dal fondo dalle mani di Lorenzo Zanotta. Abbiamo visto entrambi gli allenatori dare indicazioni a una partita fin qui, come tutte quelle viste oggi, del resto molto equilibrata. Marco Polo che attualmente resta in vantaggio, mancano ancora 10 minuti. Fasanella è proprio lui che inventa questo passaggio lungo, arpionato da Osmani, il giro palla dietro per Favaro, Fasanella che va a toccare il suo secondo pallone, ancora Favaro, Osmani viene fermato senza il fallo, Vecchiuzzo può ripartire, calcia dalla distanza, non c'è corner, poi si riparte subito con palla per Mossin. Non sembrava esserci il corner anche da qui. Intanto bravo a prendersi pallone ancora Vecchiuzzo ai testi delle linee, l'attaccante è fermato da Favaro che tocca per ultimo il pallone, il laterale Marco Polo. Partono anche le trombe dalla tribuna. Zanin lascia Baratella che calcia una puntata nella parte opposta del campo. Per evitare problemi si era mosso Nicolas Bertiato che però non ha ricevuto il pallone. Ancora in controllo Imamovic. Recupera Bogan per far ripartire l'azione dei suoi. De Battista, Zanin si muove, prende il laterale, l'ultimo a toccare Imamovic. E prende un secondo per riposare anche Bertiato. Vediamo, incaricata la battuta di questa rimessa. Ha tentato il pallone diretto per l'inserimento dalla parte opposta, il numero 3 Zanin Andrea. Il laterale già battuto, Bolgan rischia, Fasanella che non riesce a prendersi il pallone, si è contato comunque del laterale, Osmani Fatimiero che lo batte subito per Almir Imamovic che si gira e calcia un pallone che attraversa tutta l'area, nessun compagno però posizionato sul secondo palo, e ora Diego Bolgan può far ripartire il cronometro a 9 minuti dal termine del primo tempo con il suo Marco Polo avanti 1-0. Bravo Imamovic qui a girarsi, non trova nessuno, ma comunque per quella incolazione riesce a trovare un tiro anche abbastanza insidioso. Palla per Bolgan, fa ripartire da dietro con De Battista, Zanin, De Battista si fa vedere Bertiato che riceve il pallone, si lascia cadere a terra, voleva il fallo, fischia uno, sembra mimare con l'indice alzato al direttore del signor Melicati di Treviso. Attenzione al contropiede, qui poi la sbracciata in mezzo. Imamovic va a terra, viene fermato con il fallo e c'è il giallo ai danni del capitano conegliano Fasanella, con Imamovic che ha ancora qualcosa da ridire all'avversario. Intanto rientrano Urio e Callegari, primo giallo e primo fallo per l'Atletico Conegliano a 8:27 dalla fine. Si è un po' accesa in quest'ultima azione la partita, chissà che non finisca malamente. Ovviamente fin qui 3 falli da parte del Marco Polo, deve stare attento, mancano ancora 8 minuti. Primo fallo invece appunto trovato e commesso dall'Atletico Conegliano. Adesso su questa punizione sta sistemando la barriera il portiere del... C'è Zanin che prende una lunga rincorsa, il numero 3, a destra Callegari, a sinistra De Battista, ma è Urio invece che va a calciare direttamente addosso al collega di numero, l'avversario Fatmir Osmani. Corner dunque per la squadra del Marco Polo con Capitan Callegari pronto a dare dietro per Urio che caccia ancora, potente ma impreciso. E bravo Urio, sì, in queste occasioni a concludere, meno nell'ultima. Intanto ce l'ha il destro. Rocco Cardellicchio con la maglia numero 19, ma la palla è per il Marco Polo con Callegari, fermato proprio da Cardellicchio che per qualche istante perde anche la cognizione dove sia il pallone. De Battista si accentra, lascia Callegari sul fondo, Zanotta lì
comodo, tranquillo, sicuro, poi il tiro dalla distanza di Zalin, ancora un'occasione Marco Polo. Sì, l'abbiamo appena visto, Zanatta lì, se non erro, non è riuscito a mettere il pallone, a servire il compagno che si trovava in mezzo all'area, e quindi si resta sul punteggio di 1-0 quando mancano 8 minuti. Qui c'è una gamba tesissima, molto tesa e alta da parte del numero 11 Urio. Non c'è, è solo gioco pericoloso, non è un fallo cumulativo, quindi resta in variate situazioni falli, 3 ne ha commessi il Marco Polo, 1 di Conegliano, che è costato anche il giallo al capitano Igor Fasanella. Palla intanto di Mazzocco Gheno proprio per Fasanella, Imamovic a calciare con il sinistro, il pallone resta lì, ma Baratella in 2 tempi dice di no e poi rilancia a lungo cercando De Battista che si scontra con Gheno e Zanatta esce a far su il pallone. De Battista che colpisce il pallone con la testa e poi disorientato non vede dove sia finita la sfera. 7-22. Fasanella dietro per Mazzocco Gheno che fa scivolare verso Cardennicchio, il lob però chiamato da Baratella che si prende il pallone e siamo già nell'altra parte del campo, anche se poi Callegari manda indietro, attenzione di Imamovic, la finta e poi il tiro con il recupero prodigioso di De Battista che salva i suoi. Non ha visto arrivare alle spalle De Battista, il numero 17 del Conegliano Imamovic, perché aveva appena fatto un numero, stava andando via in volata verso la porta, ma è comunque rimessa per l'Atletico Conegliano. Telefonato il tiro di Gheno, deve però distendersi Baratella che lancia lungo la testa del numero 21 Scantamburlo ad anticipare l'uscita di Zanatta. Ha rischiato qui il Conegliano che cerca di uscire ancora con uno dei suoi uomini migliori, Imamovic. Ora Mazzocco Gheno ancora per Imamovic, l'ex Villorba cercava un triangolo però nella selva di gambe. Intanto è rientrato Gabriele Zalin tra i pali, c'è Scandambolo in campo che perde il pallone, lo recupera Imamovic per Mazzocco Gheno. Fasanella gira dalla parte opposta, Mazzocco Gheno si fa vedere Cardennicchio, Mazzocco Gheno si accentra e va a calciare, un tiro troppo morbido, ha rischiato anche un fallo al limite, è rimasto in piedi Mazzocco Gheno. Sì, buona la percussione interna da parte di Gheno che Imamovic, altra telefonata senza problemi a Zalin. Uglio Di Battista gioca, viene messo in laterale da Cardennicchio. Conegliano comunque che quando si accende con i suoi uomini, con Imamovic, Gheno, lo stesso Moisin, può impensierire la difesa e la porta il numero 1 adesso a Zalin. Si cambiano molto spesso i due portieri. Apre per Callegari, Vecchiuzzo rientrato in campo, mandato da Scarpa, perde il pallone il giovane Mazzocco Gheno, ha giocato per Imamovic, arriva da dietro Cardennicchio, rischia e lo perde il pallone, poteva e doveva calciare. C'è intanto il laterale per il Marco Polo. 5:35 al termine, ancora il Marco Polo con Callegari che apre verso Scantamburlo, arriva Fasanella a prendersi il pallone, da via Fasanella, ma bravissimo Scantamburlo a recuperare e a scippare la sfera al capitano del Conegliano, poi Zalin spara lontano direttamente da Zanatta che gioca subito per Mazzocco Gheno. Con grande intensità ci vanno sempre i giocatori di Mister Scarpa e rischiano, e infatti qui arriva il quarto fallo e adesso mancano 5 minuti, devono fare attenzione appunto i ragazzi di Mister Scarpa, perché è un paio di minuti che in tante situazioni di gioco i giocatori magari dell'Atletico Conegliano restano in piedi, ma il rischio del fallo c'è sempre. E quindi per andare in vantaggio, per andare negli spogliatoi in vantaggio, il Marco Polo
deve restare concentrato sotto questo aspetto. Adesso il fischio con Imamovic che va a caricare il destro e lo spara verso il secondo palo. Intanto è entrato proprio il numero 10 Bastos che tocca il suo primo pallone, è rimasto in panchina per 15 minuti, probabilmente non è meglio delle condizioni. Palla buona per il 19 Cardellicco, è bravissimo Azzalin però ad opporsi. Ancora Conegliano, Imamovic sulla sinistra per Bastos che si accentra ma perde il tempo di servire un compagno, lo sarà soltanto un laterale per la formazione di mister Sanson. Da dove vediamo Scarpa che dà indicazione ai suoi uomini in panca. Cardellicchi era andato ad impensierire Azzalin con una puntata fulminea. Che recupera intanto Bellomo il pallone, chiama Scandamburlo all'azione, mette in mezzo una sfera. Siamo dall'altra parte con Imamovic che salta in direzione, Imamovic spara direttamente addosso ad Azzalin che si è messo nel posto giusto al momento giusto, cerca di uscire Scandamburlo, ce la fa, ci riesce, serve Bellomo, Bellomo! Il raddoppio del Marco Polo con il sinistro che taglia il campo e va ad infilarsi sul secondo palo. L'esperienza del numero 4 Eric Rivis, E l'abbiamo vista l'intensità messa in mezzo al campo per riconquistare quel pallone, poi scaricato a sinistra a Bellomo. Eccolo qui con un sacco di spazio di fronte a sé, la scarica, fa partire una botta violenta e non può niente l'estremo difensore Zanatta e quindi si va sul 2-0, partita che adesso il Conegliano dovrà cercare di gestire. Ibrahimovic si riprende il pallone, Conegliano che deve aumentare possesso e anche incisività per cercare di dire prima partita che vede la squadra di Sanson sotto 2-0 con il Marco Polo, 3:40 da giocare. Bastos Non stava giocando male comunque il Conegliano, era abbastanza due giocatori che hanno vinto scudetti e coppe, dico solo questo. Urlo e Bellomo possono cambiare la partita nonostante la carta d'identità non sia più quella di un under, ma giocatori che di esperienza a livello nazionale in Italia ne hanno fatta tantissima, vestendo anche le maglie nazionali. Qui intanto il pallone che resta via Baratella, ha fatto quasi l'illusione di poter essergli sfuggito. Bravo comunque a sfruttare l'occasione, tirata fuori poi dal sinistro di Eric Bellomo. Imamovic intanto si riprende il pallone, serve dalla parte opposta la corrente Osmani che calcia di potenza ma fuori, lo rivediamo anche nel replay. Buona occasione. Osmani riceve palla da Imamovic e poi scarica un mancino. Comunque sembra sempre in partita l'Atletico Conegliano nonostante il gol del 2-0. Intanto rivediamo nel replay Azzalin che si è immolato a dire di no di Imamovic. Si è passati da un quasi 1-1, attenzione però al Marco Polo che attacca ancora e poi Bertiato con il tocco morbido mette sul fondo, fuori Imamovic, rientra intanto Mossin per il Conegliano, non è felicissimo Imamovic, si dice appunto si è passati dal quasi 1-1 al 2-0, firmato Bellomo, palla lunga per Osmani che va via, Osmani fa tutto bene tranne l'ultima cosa, il tiro. Rivediamo qui Osmani che va via, c'era anche sullo scarico libero il numero 10 Bastos, non servito, attenzione qui nel pressing, ma alla fine è meglio comunque Marco Polo con De Battista, Bellomo, Bertiato litiga, si porta fuori il pallone, già battuto l'auto da Favaro per Osmani, affretta ora il Conegliano, Bastos, indicazioni suoi. prova ad andare via. Favaro lo scambio con Mossin il tiro direttamente però sulla pancia, sull'addome di Baratella, altra occasione, il Conegliano è vivo però manca il gol. Manca solo la rete per il Conegliano, è arrivato numerose volte davanti alla porta, difesa in questo momento da Baratella
che insieme al suo collega Azzolin stanno mantenendo la porta inviolata per il Marco Polo, ma resta sempre vivo appunto il Conegliano, anche qui. Bastos, la puntata, non c'è il fallo, è caduto dopo ripartire Marco Polo con Bellomo. Favaro non riesce ad anticipare l'avversario, commette però il fallo su De Battista, dunque secondo fallo a 1:40. I cattivi tra virgolette Marco Polo, dopo un inizio difficile, 3 falli nel giro di pochi minuti, ne hanno commesso soltanto un altro, sono a quota 4, distante la quota del tiro libero. De Battista e Urio intanto sul punto di battuta, ma è Urio a scambiare con Bellomo. Urio la finta e il tiro. Bella la finta qui di Urio ad ingannare sia Bastos che Osmani, poi nella conclusione scivola col mancino e alla fine il pallone termina. Bastos va via sulle corsie, un 3 contro 2 con Bastos che va sul fondo della parte opposta per non segna ancora Baratella. Non riesce a segnare l'Atletico Conegliano che sta continuamente arrivando di fronte alla porta del Marco Polo. Anche in questo caso rivediamo, va via Bastos, la mette in mezzo e Baratella stoppa il pallone, poi di punta, forse deve tentare un tiro di precisione avendo tutta la porta libera, un rigore in movimento quasi per Baratella e l'ennesimo errore per il Conegliano che sicuramente entrerà negli spogliatoi con tanta rabbia, vedremo anche poi come uscirà. Avanti per De Battista, Callegari, questa il pallone in mezzo per Bellomo che ringrazia il capitano, occasione del tris, sponda Marco Polo. Non ci arriva. Rischia Bellomo, si riprende il pallone, scarica potente, ma palla fuori. Tante occasioni da una parte e dall'altra e vediamo anche come in questo caso la palla messa in mezzo e persa dal Conegliano, poi Bellomo spara la botta fuori. Tante occasioni da una parte e dall'altra non sfruttate sicuramente dal Conegliano. Niccoli cerca di andare via, supera però con un fallo Callegari, terzo fallo Conegliano. Adesso il capitano del Marco Polo che andrà a battere questa terza punizione per il suo quando mancano 40 secondi e Marco Polo è avanti 2-0. sì, terzo fallo anche per il Conegliano, ormai pareggia quasi i conti, vediamo l'1-2 bellissimo. De Battista che va sul fondo, troppo però sul fondo, riparte invece da Nicoli strattonato. De Battista si riprende il pallone, un possibile 3 contro 2, qui Favaro quasi prende il pallone e poi scivola con Zanin Qui si accende, che rischia. brutte immagini perché c'è una rissa in corso, non abbiamo capito cosa sia successo. Ma Zanin non ha proprio reagito bene, mi sembra di aver visto il 3 del Marco Polo, però da qui insomma posso dire di tutto, tutti in piedi, vediamo se verranno stati cartellini gialli, non vediamo i direttori di gara, gli arbitri che ora si sono spostati, ci alziamo anche noi. Stanno parlando i 2 direttori di gara a 19 secondi dal termine, c'è anche chi C'era stata l'entrata in scivolata qui proprio di fronte a noi, poi un'entrata dura e ruvida ma sul pallone. Intanto Baratella se la ride con Zanin, viene ammonito un componente della panchina dell'Atletico Conegliano. ovviamente il vice allenatore, c'è il mister dell'Atletico Conegliano che chiede calma a tutto lo staff e ai ragazzi. Adesso anche i 2 arbitri, Viene richiamato anche il cronometrista, si è visto qualcosa. un po' di confusione adesso da entrambe le parti. Sarebbe da rivedere, anche se non si rivedono mai queste cose. Anche secondo me Zanin rischia il rosso diretto per la reazione, non so che tipo di reazione, ma c'è un rosso diretto per chi? Per un giocatore dell'Atletico Conegliano in panchina. Bastos, espulso Bastos, e anche un altro giocatore della squadra del Marco Polo, probabilmente non sanno quale sia il numero, viene espulso
Sì, il numero 3 Zanin, espulso anche lui, espulso Bastos ed espulso Zanin. Vedremo se rimarranno 3 contro 3 i giocatori in campo. Si accende la partita, questo Diciamo episodio. che Zanin era in campo, quindi dovrebbero giocare in 3 di movimento, era in campo, quindi il 3, Zanin era in campo, quindi dovrebbero giocare in 3. Sì. Vediamo se i due arbitri. Se così non fosse, esatto, cioè, se così non fosse, bah. Sarebbe un po' una beffa per l'Atletico Conegliano, mancano solo 20 secondi. Infatti devo uscire dal campo, ma no, non ci sto capendo niente, vediamo intanto in quanti staranno in campo. Anche Capitan Fasanella dice che dovevo essere in 3, l'arbitro mi sembra abbia detto di no, però era in campo Zanini nel momento della presunta reazione, stiamo a vedere. Sicuramente la confusione poi successa 3-3, no, della mischia. Bastos sarà fuori, Bastos è stato espulso dalla panchina, quindi è fuori. Questo sembra dire anche Mazzocco Gheno con Urio. Vediamo, intanto aspettiamo qualche istante ancora, poi vedremo in quanti saranno in campo. Di sicuro quel commento siamo in 2, io e Udino. Vedremo anche gli highlights poi a fine partita offerti, collaborazione col partner tecnico Roplo. 4 contro 4 in campo, 5 contro 5, cioè, ma infatti uno lo deve togliere, lo sta dicendo il direttore di gara, mi sembra che stia dicendo a Martone e ai collaboratori di Scarpa che uno deve uscire. Sicuramente dalle parti del Marco Polo non c'è la volontà di ammettere. Sta uscendo il giocatore. Sicuramente Sta uscendo Bellomo, si giocheranno in 3 con il giovane Vecchiuzzo è entrato. No, il giovane c'è Scantamburlo. Possiamo forse tornare a sederci, quindi giocheranno in inferiorità numerica per 19 secondi più 1 minuto e 41 nel secondo tempo, sempre che non faccia gol il Conegliano. Concitato questo finale. Sì, finale molto caldo del primo tempo. Ci sarà da ridire ancora tanto. L'abbiamo detto ampiamente come in tutte le partite non ci sia mai stato un momento di scontro, adesso invece è arrivato. Staremo a vedere anche l'intensità e come sarà la gestione poi da parte della terna arbitrale, perché con la tensione addosso si rischia. Intanto seguiamo questa azione, veramente l'ultimo di questo primo tempo, con Osmani che voleva recapitare il pallone a Favaro, 8 secondi da giocare. Qui era libero, Favaro voleva giustamente un pallone servito. Urio che rischia, arriva però Zalini scivolata, Una scivolata chilometrica. un secondo e poi Sirena che manda le squadre negli spogliatoi. Per fortuna una a destra e una a sinistra, perché c'è stato del veleno quando mancavano pochi secondi. 2-0 Marco Polo, risultato comunque giusto, anche se il Conegliano ha sbagliato qualcosa di troppo. Il Conegliano molte volte si è portato in avanti, è arrivato ad avere delle grandi occasioni, poi non è riuscito a concretizzarle. Vedremo se le parole di mister Sanson negli spogliatoi riusciranno a placare le acque e poi a ricaricare i ragazzi per il secondo tempo. E mi correggo, ha sbagliato, hanno parato a Zalin e Baratella. 10 minuti nuovo live qui dalla Belbo Terrena.
Siamo di nuovo live dalla Belmonte Arena, tra poco inizierà il secondo tempo dopo un finale incandescente con un accenno di rissa che è costato il rosso da una parte a Zanin, dall'altra Bastos. Marco Polo avanti 2-0, Marco Polo che dovrà giocare con l'uomo in meno per il prossimo minuto e 41 secondi, dunque ancora 100 secondi, 101 per la precisione di carica per i trevigiani di Mister Sanson per cercare di riaprire la partita. Sì, nel primo tempo ha avuto numerose occasioni l'Atletico Conegliano, adesso vediamo in questo minuto e 40 se riuscirà a sfruttare la superiorità e almeno trovare il gol del 2-1. Entrati in campo per primi i giocatori con la casacca giallo-blu, sicuramente caricati da Mister Sanson. Vediamo, pronto sul pallone, pronto Aldo Melicati a dare il via alla partita con il fischio che arriva in questo momento, braccio aperto e via, si parte con Scantamburlo, Urio e il numero 6 Vecchiuzzo, i tre che dovranno dar manforte al portiere Azarin in questa inferiorità numerica. Il Conegliano fermato in corner, non c'è deviazione, dunque non è corner, la palla per Azarin che scarica lontano, alto ma impreciso il suo tentativo. Ancora un minuto esatto, anzi no, di più. Sul pallone il Conegliano è tutto dietro. Il tiro della distanza, Azarin però si oppone, poi scarica lontano il Vecchiuzzo E si è spostato anche qui sotto di noi Andrea con la telecamera, ha rischiato un colpo. Favaro, Mazzocco Gheno, si fanno sentire comunque i baby del vivaio del Marco Polo. Mazzocco Gheno sul fondo, ancora giro palla, Osmani per la Mazzocco Gheno, la palla per Favaro, Osmani, la palla è troppo alta per Mazzocco Gheno che non riesce ad addomesticarla, dunque poco meno di un minuto ancora di inferiorità con Nazarin, palla in mano. Era buona l'idea a scavalcare la testa dell'avversario cercando Gheno, che però non è riuscito a controllare il pallone di testa. Intanto per il Conegliano tra i pali è entrato Sponga. Mazzocco Gheno, il tiro, il pallone che resta lì e poi se lo prende Zanin, lo sradica praticamente dal piede del numero 8 Favaro. Che grande occasione, Incredibile questa occasione, rivediamo ora Gheno che tira addosso al portiere, poi non sappiamo nemmeno noi come non sia riuscito a buttare dentro quel pallone. Gheno ancora, Osmani riceve ora il pallone, lo fa girare per Mazzocco Gheno, poi lì la sfera, volevano un fallo, voleva il fallo a Zanin che lancia lontano il pallone. È rientrato intanto in parità numerica, è rientrato De Battista, dunque è riuscito a tenere salvo il risultato del Marco Polo nonostante l'uomo in meno. Intanto qui va via Cardellicchio, ha giocato Cardellicchio va sul fondo, poi Zanin esce dai pali, non c'è il fallo, può distendersi ancora a cercare Marco Polo. Azanin dice una fischiamela. Sì, è andato via ancora una volta Azanin che poi ha subito la pressione del portiere del Marco Polo che ha dato adesso un accenno di uscita. Poi non si intendono al numero 10 De Battista con il compagno Vecchiuzzo. Mazzocco Gheno per Imamovic, giro palla ancora per Mazzocco Gheno, dietro da Favaro, Imamovic ferma tutto Urio, laterale, intanto è pronto a rientrare Capitan Callegari al posto del numero 6 Vecchiuzzo. Nicoli intanto rientrato, sponda Conegliano Osmani in avanti recupera Callegari, un break allora Callegari per Scantamburlo e Sponda che dice di no e poi palla sull'esterno della rete
vicinissimi al 3-0 quindi del Marco Polo. Sì, lo rivediamo ancora Scantamburlo che va a tirare addosso al portiere, poi a porta vuota, ma c'erano comunque due giocatori nella linea di porta, non riesce a trovare il gol che sarebbe valso il triplo vantaggio per la squadra del Marco Polo. Sempre in pressione comunque il Conegliano, più in attesa. De Battista serve ora Urio ma non riesce, regala un corner, pressione alta del Conegliano che porta a un corner guadagnato, pronto a batterlo Imamovic dalla lunetta sotto la nostra postazione, poi scarica in malo modo sul fondo Osmani che recupera. Posizione su De Battista, Azzalin. Come in tante altre partite vediamo se il Conegliano riuscirà a trovare un gol e poi si potrebbe accendere ancora di più la partita. Dopo gli episodi di fine primo tempo hanno mandato sotto la doccia due calciatori. Scantamburlo intanto per De Battista che è costretto a indietreggiare, regala la palla a Imamovic, va via Imamovic ha tentato lo scavetto su Azzalin, si era fatto vedere Nicoli, intanto si è già fatto la doccia Bastos, espulso, e qui sulla nostra postazione con i dirigenti in tribuna del Conegliano. Imamovic sul fondo, ancora Imamovic dietro per Osmani che alza un sinistro alle stelle. Bravo Imamovic qui nel dribbling con le finte di corpo e poi a trovare lo scarico per il compagno numero 11 Osmani. Ancora un'altra volta un pallone che non entra. Intanto è rientrato Baratella tra i pali al posto di Azzarin con Urio che attende la pressione di Nicoli e poi sbaglia a servire Callegari, impreciso qui il tentativo di Urio. Osmani dietro da Favaro che passa a Imamovic, taglia il campo per Nicoli ma Urio lo anticipa, ancora Favaro che cerca la giocata avanti per il numero 11 Osmani e poi la foca Baratella che gioca con il pallone e lo fa suo. Ha provato nel pallonetto ancora Osmani, sempre pronti entrambi i portieri, Azzalin e Baratella, un duo di sicurezza per mister Scarpa. Osmani intanto per Nicoli, Favaro l'imbucata per Nicoli, ottima la giocata e ancora Baratella che apre il braccio, palla avanti per Bellomo contro Sponda, Bellomo Scantamburlo e raso terra. La rivoleva Bellomo quella palla, lo sapeva che entrambi i difensori sarebbero andati a cadere nel tentativo di bloccare il tiro. Invece siamo già dalla parte opposta, si prende il corner sulla direzione di Urio, rientra intanto Vecchiuzzo, Fasanella e il numero 19 Cardellicchio a ridare energie alle mosse del Conegliano, palla in mezzo, non riesce a trovare il compagno Nicoli, ma la palla è ancora del Conegliano, sempre con Nicoli. chiede scusa a Bolgan per aver battuto un laterale in modo veloce e in malo modo. Conegliano ancora, Fasanella, il capitano a dare tranquillità alla manovra del Conegliano, va dietro da Cardellicchio che prolunga verso Nicoli, si fa vedere che Imamovic che riceve il pallone, chiede a Fasanella di avanzare, riceve il pallone il capitano numero 7 del Conegliano che dà ancora dietro a Imamovic che salta, anzi no, non lo salta, però si prolunga il pallone, il 7 del Marco Polo. E qui rischia di andare anche in contropiede il Marco Polo con il proprio numero 7 Bolgan. Imamovic intanto, un taglio campo impreciso per Nicoli. La voleva più dentro Nicoli, attenzione perché è riuscito anche. Attenzione, palla per Bellomo e la risposta di Sponda che alza il pallone in calcio d'angolo, ingenuità qui in uscita mi sembra di Capitan, non so se sia stato Nicoli o Fasanella, fatto sta che Sponda ha salvato i suoi da un'altra occasione di 3-0. Imamovic intanto perde il pallone, lo recupera Fasanella che lotta con Bellomo che si riprende la sfera, Bellomo calcia addosso a Nicoli, Bolgan dalla parte opposta per Vecchiuzzo
Bellomo, salve ancora Vecchiuzzo, fermato, anzi no, non è Vecchiuzzo ma era il numero 9 Bertiato, poi palla fuori. Marco Polo negli ultimi minuti si è spinto un po' di più in avanti, adesso il pallone che tocca il soffitto della Bell Botte Arena e quindi si riparte con una rimessa laterale all'altezza, riuscita del pallone. Mamovic per Nicoli fa sfidare il pallone a Fasanella che viene fermato da Bertiato che poi però non riesce a trattenerlo in campo, laterale a metà campo per il Conegliano. Sono passati 5 minuti e 30, in questo momento il risultato è ancora di 2-0 per il Marco Polo, tante le occasioni sprecate da parte dell'Atletico Conegliano, molto bravi i portieri Baratella e Azzalina. Adesso Baratella addirittura sale sulla sinistra, la linea laterale, vediamo proprio Bertiato in fondo a noi. per Baratella ad aprire verso Bolgan, ottima l'uscita, Bolgan però si fa anticipare, sbaglia Fasanella, recupera palla Bertiato, lo scambio con Vecchiuzzo, giro palla, quindi anticipato anche Bellomo, recupera ancora il pallone, ora Nicoli, c'è un po' di confusione, hanno fretta entrambe le squadre, ma chi non deve commettere errori è il Marco Polo, avanti di 2 gol. Imamovic si accentra, scarica dietro per Cardellicchio, recupera ancora Fasanella che lotta con Bolgan, ultimo a toccare il pallone, Nicoli. Ancora 0 falli commessi da entrambe le parti. Intanto entra Mossin per il Conegliano, rilancio lungo con Mossin che tocca con la spalla, apre per Cardellicchio, Cardellicchio riesce a girare il pallone, lo serve Nicoli, troppo avanzato, occasione spersa, sprecata. E si dispera Nicoli, infatti lo rivediamo anche qui, la palla servita dal numero 10, numero 19 Cardellicchio. Fa scorrere i secondi Bolgan, deve alzare la pressione il Conegliano con Mossin, non ha alcuna fretta il Marco Polo che esce ora dalla sua metà campo, rischia con De Battista. In attesa il Marco Polo del pressing dell'Atletico Conegliano, probabilmente anche per cercare un lancio lungo. C'è il triangolo che va a buon fine, intanto rientra Mazzocco Gheno al posto di Capitan Fasanella e Nicoli proprio sfida il pallone al numero 14 giallo-blu che riceve ancora il pallone da Cardellicchio. De Battista però ad aprire verso Vecchiuzzo a puntare Cardellicchio che non si fa intimorire, la cavalcata del numero 6 del Conegliano che resta in piedi come può, poi si prende, no, sembrava un calcio d'angolo, l'ho visto solo io. Bravo qui Moisin ad andare via a 2 con una rullata, poi però la palla termina out e di conseguenza Sponga lungo, Bolgan anticipa Mazzocco Gheno, Bertiato, De Battista, Partono anche i autore del tamburi. gol del 1-0, poi raddoppiato dal centro di Bellomo. Partono anche i tamburi dalla Bell Botte a caricare i ragazzi del Conegliano. Cardellicchio, Nicoli, Cardellicchio perde il momento del pallone, Urio veloce sulla corsia laterale, Urio in mezzo c'è De Battista, viene però anticipato, favorisce Sponga nel recupero del pallone, volevano un retropassaggio volontario, così non è stato secondo i direttori di gara, intanto Mossin si rifugia in fallo laterale. Buona la lettura precedente di Nicoli che chiude l'azione d'attacco del Marco Polo. Rientra intanto Scantamburlo, tra poco lo riavremo tra i pali del Marco Polo Azzalin, Sponga sulla pressione di Bolgan, serve comunque Nicoli, lo scambio con Cardellicchio che lascia sfidare a Mazzocco Gheno che avanza, ha spazio di avanzare Mazzocco Gheno, va sul fondo, Baratella, poi il tiro ribattuto con il corpo da Urio, rientra intanto Capitan Calegari, lo rivediamo. E sì, rivediamo la palla messa in mezzo, non riesce a trattenere il pallone Baratella che la lascia lì e poi
arriva il numero 5 alla conclusione, attenzione. Baratella si è trovato il pallone tra le mani, lo ha salvato, rilancio lungo per Callegari che di testa cercava di servire la corrente De Battista, recupera il Conegliano con Nicoli, Mazzocco Gheno ferma tutto quanto per Aurio che può uscire dalla sua area, nella sua metà campo con il pallone, lo regala però all'avversario che va a calciare ma trova ancora un attento Baratella e Rosmani nella fattispecie l'11 giallo-blu. Sì, ormai abbiamo perso il conto anche dei tiri effettuati dall'Atletico Conegliano verso la porta di Baratella e Azzalin, sempre pronti entrambi i portieri, 0 falli commessi quando siamo a metà del secondo tempo di questa partita. Baratella avanza e trova la risposta di Sponga che poi va a calciare dalla sua area, la porta era sguarnita, si è alzato intanto in piedi Azzalin pronto ad entrare in campo. Abbiamo appena rivista qui l'azione di Baratella, il pallone non trattenuto da Sponga, bravo il portiere oltre che tra i pali anche nell'uscita e nella conclusione. Osmani per Mazzocco Gheno si fa vedere la proposta, Messin che prende il pallone, lo scarica per il gol che riapre la sfida. Mossin, il numero 6 al gol numero 11 in stagione, trova il sinistro perfetto a 10-24 alla fine per rimettere in modalità apertura la sfida. Lo rivediamo nel replay, è tutto da solo, gran gol. Eccolo qui, bravissimo Mossin con il sinistro, fa partire una puntata che per la prima volta supera Baratella e adesso la partita è sul 2-1. Callegano intanto per Scantambullo fermato da Favaro. Ci aspetta un finale bollente qui alla Belbote Arena. È entrato intanto Azzalin sulla battuta del corner, il capitano, la messa dietro per Urio, la palla trova una deviazione, ancora rimessa in favore del Marco Polo. Laterale di Scantamburlo, movimento di compagni, esce Callegari, Scantamburlo va dietro addirittura da Gabriele Azzalin che rilancia lungo, ottima giocata ancora per Scantamburlo, c'era solo Urio, rilancio per Osmani di Sponda, Osmani cercava sul secondo palo. Il numero 6 Mossin che si era però fermato e qui bisognerebbe tirargli le orecchie perché poteva avere la palla buona anche del 2-2. Impressione alta, il Conegliano vuole il gol del pareggio, la palla che sfila. Fasanella mette il campo, poi va a spingere Callegari che si era opposto assieme a Scantamburlo, palla dietro per Favaro che la fa sfidare verso Mossin, autore del gol che ha riaperto pochi minuti fa, uno per la precisione questa sfida. Ancora il 6 giallo-blu riceve il pallone, va a puntare Urio, poi si rifugia da Favaro, deviazione laterale, ancora possesso Conegliano. Lascia scorrere Mossin, qui sicuramente le squadre stanche, attenzione Scantambullo e la risposta di Sponga che salva i suoi, esulta e chiama l'attenzione Sponga, lo rivediamo qui, Scantamburlo il numero 21 di fronte al portiere, la grande parata con la mano destra, era diretta sul secondo palo. Già battuto dietro per Urio, Vecchiuzzo, ancora da Urio, pressione, Callegari qui rischia e Marco Polo, poi Vecchiuzzo scaraventa il pallone addosso all'avversario, rientra intanto Baratella che resta comunque lì davanti alla panchina per questo laterale, e Baratella riceve il pallone in scivolata, stava per portarglielo via Imamovic. Fasanella è fermato in laterale, il laterale del Marco Polo, l'ultimo toccare del capitano giallo-blu. Si allarga sulla sinistra, eccolo qui servito Baratella che rischia, calcia dalla sua metà campo, rientra intanto anche Bellomo sul gol
che fin qui vale per il vantaggio. Attenzione, la palla messa dietro, scaricata poi da Scantamburlo, ancora Baratella con Bellomo che va a scambiare ancora con Scantamburlo. Vecchiuzzo, trova ancora Bellomo. Viene portato via il pallone, Mossin per Favaro che se lo porta però oltre la linea nera, comunque laterale all'altezza della propria panchina per la formazione di Andrea Scarpa, che manda in campo Boigan e numero 9 Bertiato. Mi sembra di vedere due squadre abbastanza stanche, hanno corso molto fin qui. Palla non proprio bellissima di Bertiato, Conegliano con Mossin che cerca di far cadere in trappola Boigan, che resta comunque in piedi. Mamovic, il tiro fuori di nulla, Insidioso il tiro di Imamovic, c'era comunque presente Baratella. Baratella lungo per Bellomo, esce Sponga, arriva Bertiato e poi Bellomo si ritrova lì il pallone sotto l'addome. E bravo Sponga qui a parare il tiro del numero 9 Bertiato. E si due mani sottofondo le proteste di tutti i tifosi. Molto British, ancora 0 falli in questo secondo tempo e poi Sponga vola. Volevano un blocco sul tiro di Vecchiuzzo. Eccolo qui, lo rivediamo. In precedenza, il tiro è quello precedente, questo qua. Bertiato che va al tiro e poi la grande parata e con anche un po' di fortuna si ritrova lì il pallone, il numero 22 Sponga. Partono anche i cori dalla Belbote, 4 secondi, passa troppo tempo e qui infrazione, dunque si ripeterà con la rimessa dal fondo con Sponga. poca attenzione qui da parte del numero 9 Bertiato, passano troppi secondi e la palla ritorna all'Atletico Conegliano. Mazzocco Gheno per Imamovic nella corsia opposta, rischia Imamovic, la prolunga per Fasanella che torna ancora del 17 giallo-blu. Mossani, anticipato da Boigan, va via e Imamovic lo stende e si prende il giallo. Si danno il 5-2, non protesta Imamovic, annuisce, cartellino giallo sacrosanto. Primo fallo di questa ripresa. Dentro rientrano Callegari e Urio che assieme a De Battista e Bellomo, che chiede il cambio con il 10 del Marco Polo, sono nel quartetto di movimento con Baratella tra i pali. Sistema la barriera Sponga con Imamovic e Moissin sul pallone, gli sguardi tra il capitano Callegari e il numero 10 De Battista che adesso va in mezzo all'area. Callegari, giocata per Urio che va a calciare. Lo schema a liberare Urio da grande distanza, adesso esce ancora il capitano e fa spazio a Boigan ancora, non trova il pallone, qui il numero 22 Sponga. Dialogano anche Il lancio lungo di Sponga a cercare la testa di Imamovic, l'ultimo a toccare è stato Boigan, dunque laterale in attacco per la squadra di mister Sanson che deve recuperare ancora un gol, recupera per il pallone di Battista che cerca di volare via ma viene fermato da 4 giocatori e comunque in possesso sempre il Marco Polo, ora con Boigan sulla corsia opposta alla tribuna da cui vi raccontiamo queste sfide. Voleva un fallo dell'uomo, Mossin intanto lungo per Mazzocco Gheno, Imamovic lo scambio con Mazzocco Gheno che lascia lì il pallone per Nicoli, Imamovic, 6:45 da giocare, Imamovic, Gheno che era sparito dai radar, si prende il pallone, ancora Imamovic che va a calciare, però contro Urio, ancora Conegliano in possesso. è tutto chiuso dietro il Marco Polo. Mazzocco Gheno, movimento di Nicoli, palla per Urio, Bravo e attento qui, forse il 7 Boigan. Pardon, era il numero 17 Imamovic, forse Urio ha ragione nel dire che il laterale era suo, palla dentro per Nicoli che non la trattiene, Baratella controlla, ripartirà dal fondo, 6:23, 2-1 Marco Polo, c'è ancora il numero di Baratella, ancora verso Bellomo che dà fastidio a Sponga ma senza fallo, bene qui Cardellicchio ad uscire dal pressing avversario, Mazzocco viene ad aprire per Nicoli è aperto posto per Imamovic, Non arriva con la forza giusta qui Imamovic, lo rivedremo, attenzione, qui poi la palla spazzata via
È stato bravo Nicoli ad attendere, a mettere la palla in mezzo, eccola qui, la palla che rimbalza proprio davanti a Imamovic. Questo però è un tiro dalla centralinista telefonato. Purtroppo Imamovic sicuramente si è fatto mezzo campo, è arrivato al momento più importante di questa sua partita, stanco, e ha tirato un mezzo tiro. Imamovic a sbracciarsi, Nicoli intanto fermato da Callegari, laterale in attacco a 5,49 per il Conegliano. Tanta energia per Nicoli che aveva servito un potenziale assist poco fa. Ancora Imamovic che fa sentire il fisico avvertiato, Mazzacogeno rischia di perdere il pallone, lo tiene comunque vivo per i suoi, palla avanti per Imamovic che voleva Mazzacogeno, poi Imamovic se l'ha ritrovato lì, lo ha toccato. E qui probabilmente anche un po' stanco Imamovic in queste ultime scelte, mancano 5 minuti, hanno corso tantissimo i ragazzi di Mister Scarpa. Qui il pallone viene scaraventato dalla parte opposta. Intanto Sanson richiama i suoi al time out, andiamo ad ascoltare la formazione giallo-blu dell'Atletico Conegliano. Non serve la maglietta. Allora, continuiamo così perché non stiamo facendo male. Un po' più di attenzione, attenti sui contrasti, su non perdere l'uomo perché salta, ok? Se a 4 non abbiamo risolto, a 4 minuti facciamo un paio di giocate, però 4 minuti esci ed entra il rigore, casomai, e poi Andrea farà il cambio, però quello va fatto con 4 minuti in tempo, facendo girare la palla con calma. Le soluzioni le abbiamo nelle posizioni dove abbiamo provato, ok, però adesso continuiamo così. Dai, oh! 5 i due arbitri delle sezioni di Treviso, il primo Aldo Melicati, il secondo Nicolò Stocco, il crono da est Francesco La Bombarda. 2-1 il parziale. È un po' stanco anche Michele che ci lascia in sottoimpressione il 2-0, si sarà perso chissà chiacchierando. Avrà qualche amico nel Marco Polo fare una falsa pubblicità. Mazzacogeno lo perdoniamo però, perché se noi abbiamo attenzione, palla per Mazzacogeno, se noi siamo qui da mezzogiorno lui è qui dalle 8 di questa stamattina. Grandissimo lavoro, grandissimo lavoro dello staff, sempre da menzionare e ringraziare, che ci consente di seguire qui queste partite anche grazie al partner tecnico Ropluz. Ma torniamo al campo. Anticipo con Vecchiuzzo che può uscire, viene fermato da Cardellicchio che tocca per ultimo il pallone. Giocatori stanchi, lo vediamo anche qui, il numero 6 Vecchiuzzo con calma, prendere tempo e fiato per quella che è stata una partita sempre equilibrata. Il Conegliano con l'ultimo gol trovato sta impensierendo. La palla è per Boygan che si mette le mani in testa perché i capelli non li ha. Mi aspettavo questa uscita, ma era ovviamente da ridere, perché certo, con uno come Boygan io sarei sempre amico, anche perché col fisico, esatto, eccolo qua, scarica la sua potenza verso le pareti della Belboté e viene anche richiamato in panchina, rientra il numero 9 Bertiato. Laterale battuto con Cardellicchio che prolunga per Imamovic che come può ci tiene il pallone, lo scarica a sinistra per Mazzacogeno, ancora Imamovic, Mazzacogeno, Cardellicchio, il numero 19 Rocco Cardellicchio, gioco palla per Imamovic, Mazzacogeno ancora, aspetta un momento, Mazzacogeno solo in mezzo, un pallone per Nicoli, fa sfilare lontano e si prende il fallo Urio. E qui l'ha voluto e cercato, sì, questo fallo Urio, ha atteso l'uomo da dietro e quindi adesso quando mancano 4:20 al termine dell'incontro a 2 falli commessi l'Atletico Conegliano. Intanto entra Fasanella. C'è stata una protesta qui
Vediamo l'arbitro che va a dialogare con Urio e Azzalin. Ma penso che ci sia stato un passaggio di Urio per Azzalin che ha preso i palloni in mano, e se fosse stata partita come volevano nel Conegliano sarebbe stato un'infrazione, un fallo. Imamovic per il numero 19 Cardellicchio. Cosa aveva inventato la magia di Imamovic. La rivediamo qui, 2 su di lui, si va a liberare Cardellicchio, lo serve con il tacco e poi non è freddo e lucido di fronte al portiere. Il numero 19. Ancora Imamovic a calciare. Imamovic è mancato il coniglio fuori del cappello. Intanto portiere di movimento entra il numero 21 De Piccoli, fuori sponda. De Piccoli entra per il suo debutto in questa competizione in un momento concitato. Mazzocco Gheno sul fondo, Mazzocco Gheno ovviamente in laterale, 3.45 già battuto Cardellicchio dietro per Igor Fasanella. Imamovic, Fasanella, Chiama lo schema anche il capitano Fasanella, ma riscarica per Imamovic. Mazzocco, palla che resta ancora lì con De Piccoli e dietro per Imamovic. Mazzocco Gheno, Fasanella, Imamovic, In attesa il Marco Polo. Cardellicchio, 3.15, Mazzocco Gheno, palla per Fasanella che è costretto a scaricare potente e lontano. Intanto Scantambollo si era liberato solitario dentro, sponda tra i pali. Urio cerca di servire Scantambollo. Sì, non ho compreso tanto questo lancio di Urio, probabilmente serviva per risistemare la squadra. Ma dà la possibilità a De Piccoli di rientrare come portiere di movimento. In ogni 3 minuti rischi di perdere il pallone. Lo tiene vivo il Conegliano. Fasanella, Imamovic, ancora Fasanella, c'è Mazzocco Gheno che riceve il pallone libero sulla destra, c'è centro Mazzocco Gheno, in è fermato da Vecchiuzzo, l'ultimo a toccare Mazzocco Gheno che chiede scusa, rientra Sponda, fuori De Piccoli. Vecchiuzzo che esulta per questa rimessa laterale conquistata. Poi va a fare spazio a Boygan in campo. Fa capire quanta tensione c'è nel parquet della Belle Beauté, ma soprattutto bella la palla per Boygan doveva calciare probabilmente prima, attende troppo qui Boygan. Sponda avanti per Cardellicchio, ma recupera subito il pallone di Marco Polo con Cardellicchio che dà un calcione, poi aiuta a rialzarsi Bertiato. 3 falli commessi fin qui dal Atletico Conegliano, battuto subito. Boygan ancora per Bertiato che si sbraccia con Mazzocco Gheno. Urio a far passare i secondi. Azzalin, rilancio lungo che trova un ottimo Scantamburlo e poi però non riesce a mantenere il controllo del pallone. Perfetto qui il lancio Gheno a scavalcare la testa degli avversari da parte di Azzalin, non riesce a metterlo giù. Pressione alta da Marco Polo intanto con Boygan che avrebbe tutto l'out, voleva anche il cartellino per una mancata distanza. Adesso qui probabilmente ci aspettiamo qualsiasi modo per perdere tempo da parte del Marco Polo. Urio anticipa Fasanella che può uscire, il pallone però Urio lo tocca in fallo laterale. 1.54, rientra De Piccoli intanto con la maglia viola del portiere di movimento. Imamovic, Fasanella, Mazzocco Gheno, Cardellicchio per Fasanella, giro palla verso Imamovic, Scantamburlo gli porta via il pallone, poi una spallata a sistemare per terra il più giovane Scantamburlo. È laterale Conegliano. Imamovic che deve affrettare la ricerca del passaggio, c'era il compagno in mezzo, atteso quell'attimo il troppo, poi ha anche rischiato di perdere il pallone con Scantamburlo. Fasanella va in fondo da Imamovic che mette in mezzo un pallone, lo cerca di mettere, non ci riesce, resta comunque lì il Conegliano.
ancora con i 17 Imamovic a fare ripartire il cronometro, 1:20, Mazzocco Gheno, Urio, palla che esce a lato, resta nel campo De Piccoli, palla per Fasanella che esce dalla sua area, Fasanella, chiama in causa anche Imamovic che dà palla dietro, troppo a Mazzocco Gheno, Cardenicchio fermato da Boygan, 1 minuto 06, 66 secondi. Mazzocco Gheno, Imamovic, vedremo se saprà trovare la via del pari in questo ultimo minuto. Con tutte le energie ci prova il Conegliano adesso, chiama anche lo schema, Capitan Fasanella. Imamovic scarica addosso a Berchiato, De Piccoli a battere il nuovo laterale, chiedono pazienza anche qui dalla tribuna i dirigenti della formazione trevigiana, lo scorso anno sconfitta in finale dell'Antennone Sport Padova. 40 secondi Imamovic, Mazzocco Gheno, l'illusione, la paura per Azzalini. Si è girato in un secondo Mazzocco Gheno e la palla è uscita a mezzo metro sulla destra di Azzalini, vediamo anche la palla lunga. Il lancio lungo di Azzalini, la testa di Imamovic, perde il nicchio, protegge il pallone, c'è la spinta di Boygan e chiede scusa. Qui spende un giallo, Imamovic, poi c'è Imamovic che si scalda contro il numero 21 Scantamburlo, non se ne mandano a dire i due, Scantamburlo ancora. punizione già battuta. Mazzocco Gheno, 30 secondi, Fasanella sul fondo per Cardenicchio va sul fondo, poi l'ultimo a toccare è il 19 giallo-blu, allora potrà ripartire Azzalin, resta in campo De Piccoli tra i pali, tenta il tutto per tutto mister Sanson e poi la deviazione, no, non c'è deviazione, ma poi ripartire De Piccoli per Fasanella, la scivolata che fortunatamente non colpisce l'avversario e poi l'errore di Fasanella che voleva un fallo a suo danno. Sì, ormai 14 secondi. sta perdendo un po' la testa il numero 21 Scantamburlo, è andato molto duro in 2 occasioni, gli arbitri, la tena arbitrale non ha fischiato il fallo. Imamovic si prende il pallone, ma c'era un fallo. 12 secondi da giocare. Che è l'MVP? Qui l'MVP potrebbe essere Eric Bellomo o Urio Fabrizio, anche se c'è da dire che i 2 portieri, Allora chiamiamo Azzalini e Baratella, un MVP per 2, dai. I 2 portieri Urio e Bellomo molto probabilmente avranno ancora occasione domani nella semifinale, vicinissima, ma ancora non è scritto che siano loro a giocarsela. 9 secondi e si difficile divideranno. per il Conegliano, già si mettono le mani in testa E qui c'è stato volano anche dei mezzi cazzotti, c'è il rosso per Fasanella e fino qui la sua competizione, rischia anche Scantamburlo. Sì, Scantamburlo ha fatto volare un pugno ai danni del capitano il Conegliano, era un paio di minuti, appunto avevamo appena citato, e stava perdendo la testa il numero 21. Vedremo adesso. Fasanella però intanto se ne va subito la doccia in anticipo, il capitano, il numero 7, vediamo anche Scantamburlo cosa vuol dire, fa vedere lo strappo, Ha fatto vedere un graffio nel collo, sì. Sempre nel finale del primo tempo e anche adesso si sono accesi gli animi qui alla Belbote Arena, non delle bellissime immagini sportive, c'è sicuramente tanto agonismo, ambo i lati. continuano a protestare, si abbracciano, però anche mancano pochi secondi. Espulso sicuramente Fasanella, il pallone, è stato espulso anche Scantamburlo, è stato espulso anche Scantamburlo perché le squadre sono 3 contro 3, quindi domani dovrà fare a meno di 2 giocatori, sicuramente, quasi sicuramente il Marco Polo. Imamovic, 5 secondi, attenzione al tiro sul secondo palo, per Berchiato in scivolata, salva i suoi,
grandissimo l'intervento di Bertiato che chiude in spaccata. Vediamo questa ultima azione, poi andrò in campo a fermare e in attesa tua qua Baratella, va a calciare e trova anche il gol che chiude la partita, il tiro è arrivato prima da Sirena, il gol dovrebbe essere valido, il tiro è arrivato prima della Sirena, Baratella MVP, punto, io vado giù. E appunto vediamo qui tutti i compagni, Baratella impazzisce giustamente per questo gol segnato, il gol del 3-1, grandissima amarezza, adesso si scaldano anche gli spalti bianco-rossi qui alla Bel Boté per questi Vuvuzela che ci fanno perdere i timpani. Anche un padre qui di fianco a noi tappa le orecchie della figlia impaurita, ma le squadre si rimettono, si ridispongono nel cerchio di centrocampo e adesso siamo pronti anche a dare il premio dell'MVP al migliore in campo. Stavamo parlando appunto dei papabili candidati, entrambi i portieri che hanno condiviso totalmente la vittoria della propria squadra con il minutaggio, Azzalin e Baratella, ma alla fine con il gol di Baratella direi anche giustamente lo andremo a premiare e adesso ci vediamo in campo. Michele mi può alzare il pollicione, si sente l'attesa che mi raggiunga anche Udine Baggio, vieni qua, intanto il Marco Polo con un po' di sofferenza finale si porta a casa la semifinale, sofferenza finale, semifinale, manca di andare anche in finale. Abbiamo qua Matteo, giusto? Sì. Matteo Baratella, l'anno scorso ricordo che devi aver provato qualche rigore, se non ricordo male. MVP della partita. Complimenti, grazie mille. Non vale il gol, gli ero con fermo, regolamento vecchio, ma l'importante è aver portato a casa la partita. Io non sono pagato per essere, non gioco comunque per segnare, io gioco per soffrire, per vincere e questo è un piccolo passo per i nostri obiettivi finali. E vediamo domani contro il Miti come sarà, di sicuro sarà una guerra, speriamo in pochi espulsi, però sono amici e non vedo l'ora di essere in campo domani. Ti stanno aspettando, aspetta un attimo, MVP della partita. Ti consegniamo, sai, l'MVP della partita, poi vai di sopra nell'angolo Roploz a scegliere una delle migliori parate, complimenti ancora. Grazie mille. Ma prima di andare sopra devo andare là, lo chiamano anche loro. Vai. Ciao, ci vediamo domani, seguiamo intanto il tuffo, il salto che il Futsal Marco Polo fa sotto i numerosi tifosi, fanno festa quelli del Marco Polo, c'è ovviamente delusione nelle facce dell'Atletico Conegliano. Allora domani torneremo qui, si parte con la C2, fermoli Di Battista che non sei bellissimo, bravo, resta là. Da parte scherzi, domani cominciamo con la C2, Arzignano alle 14 Nativitas, poi alle 16:30 il derby Valli contro porca miseriaccia Mestre Fenice i Giovani, e poi la C1 tocca a te, quindi se sbagli sono cavoli tuoi. Allora con la C1 alle 19, allora alle 19 abbiamo alle 19 c'è il Marco Polo con i Vicinalis e poi a chiudere alle 21:30 Cosmos Novo Futsal e Jesolo. Ci siamo divertiti? Assolutamente sì, è stata una grandissima giornata di futsal anche oggi, una partita molto accesa, l'ultima non avevamo ancora vissuto queste emozioni così calde, però il clima lo possiamo vedere anche con i tantissimi tifosi del Marco Polo, il clima è sempre stato bollente qui alla Bel Boté, un altro grande giorno in quel di Tombolo. Poi bello Marco Polo, tanti ragazzini del vivaio, questo è bello perché questo è da frutta dei piccoli già fatto, adesso sono azzi vostri. Cosa dire, ringraziamo ovviamente Roploz, partner tecnico di questa manifestazione, tutti i giocatori hanno la prima card in omaggio, basta andare su in cima nel box, ringraziamo il team Giorgione, padrone di casa, ma ringraziamo anche Michele Di Giambattista, tutta la divisione Calcio 5 regionale Veneto Futsal TV, perché siamo solo alla seconda giornata ma abbiamo già raccontato un grande successo lì.
Sì, appunto ringrazio anche te Test per un bacio, ma non sei nudo. ci siamo divertiti molto e adesso anche domani ci aspetta una grande giornata di futsal e qui quasi manca un errore, le comparse non pagate passano in mezzo, anche Andrea della regia se la ride, allora noi ci salutiamo, diamo i saluti, vediamo anche qui molto delusi i ragazzi dell'Atletico Conegliano, ma insomma questo è lo sport, da una parte si gioisce, dall'altra parte si soffre e noi ci rivediamo domani. Marini è fantastico, buonanotte, a domani, viva il futsal. Ciao!